Buon ascolto su RPL. Va ora in onda Sani nel terzo millennio. Ed ora subito la linea a Renata Galanti per intervenire con lei, con i suoi ospiti. Il numero è lo 02 66 20 35 29. Buongiorno agli ascoltatori di Radio Padania e benvenuti al questo lunedì che ci trova in compagnia di un'illustre persona. Come si fa a presentare il professor Michele Caruba? Presidente dell'Executive Committee di Milano Cities Changing Diabetes, però è anche un illustre nutrizionista. E oggi abbiamo il piacere di avere il nostro ospite. Buongiorno professor Michele Caruba e grazie per aver accettato il nostro invito. È un piacere. Allora, avevamo già avuto il piacere l'anno scorso, forse un anno, forse di più, ma oggi in occasione di questa presentazione avvenuta il 13 febbraio scorso presso la Sala Stampa Brigida del Comune di Milano e si è parlato appunto di questo Cities Changing Diabetes. È un programma di partnership nato nel 2014 per rispondere alla drammatica crescita del diabete negli ambienti urbani. Ecco, si può tentare di capire perché questa esplosione del diabete, professore, a cosa è dovuto? Ci sono naturalmente cause plurifattoriali, ma se non si interrompe questa spirale in crescita, si avranno dei problemi enormi in futuro, vero professore? Esatto. Uno dei grandi problemi di questa malattia è che è una malattia tipica di chi vive in città, nel senso che 2 diabetici su 3 vivono in città. E il problema è che oggi il 50% della popolazione mondiale vive nelle città e nel giro di pochi anni arriveremo al 75%. Addirittura il 75% delle popolazioni nel 2040. Nel 2040 ci saranno 3/4 della popolazione mondiale che vivrà nelle città e il resto, il 25%, continuerà a rimanere altrove, diciamo. E come mai questo corso? Questo è un problema da una parte, e ovviamente questo fenomeno si verifica per il fatto che in città si hanno più possibilità di lavoro. C'è il problema che oggi le campagne sono in qualche modo state automatizzate e meccanizzate, per cui c'è meno bisogno di persone che coltivino la terra, ma il problema è che una grande concentrazione di popolazione all'interno di una città comporta dei grossi disagi per alcuni, e quindi noi dobbiamo ripensare alle città non tanto per motivi pratici, ma anche tenendo in considerazione quello che è il bene principale, che è la qualità della vita delle persone che ci vivono dentro, e quindi quando si parla di qualità di vita si parla di salute. Allora le città devono in qualche modo essere riorganizzate per facilitare la popolazione ad avere dei comportamenti che siano più compatibili con la salute. Uno dei fenomeni che oggi si sta verificando non solo in Italia ma in tutto il mondo è che circa il 50% della popolazione mondiale è sovrappeso o obesa, e questo è un grosso problema perché l'obesità si porta dietro sicuramente il diabete, ma tante altre malattie
cardiovascolari, tumorali, eccetera. Lei che è direttore del Centro Studi e Ricerche sulla Obesità, ha visto diciamo questi fenomeni incidere anche sulla vita normale di tutti noi? Insomma, se non abbiamo comportamenti corretti, rischiamo diabete, tumori. Perché succede questo? Perché la gente, non so, non è informata, oppure diciamo trascura la propria salute, pensa di essere, magari ognuno di noi crede di essere immortale o quasi. Ecco, è un po' tutto. Ma si dovrebbe insegnare ai bambini fin da piccoli di chi è il compito, il grande compito della educazione all'alimentazione, professore? Vede, per secoli noi in Italia ci siamo tramandati uno stile di vita sano che è oggi conosciuto ed apprezzato in tutto il mondo, anzi è un patrimonio immateriale dell'umanità, che è la dieta mediterranea. Certo. Poi subito dopo la guerra sono successe, c'è stata una industrializzazione, c'è stato un aumento della tecnologia, per cui da una parte abbiamo molto di più di quello che ci serve per sopravvivere, e dall'altra parte ci muoviamo molto poco, perché ovviamente abbiamo i mezzi per muoverci, non saliamo più le scale perché ci sono gli ascensori, non spendiamo energia per tenere la temperatura a 37 gradi perché ci sono i termosifoni, e quindi oggi la popolazione è chiaramente nella grande maggioranza sedentaria, e questo ovviamente incide sulla salute, incide sull'obesità, incide sul diabete. Quindi quando si parla di prevenzione di queste malattie si parla di avere uno stile di vita corretto. Allora, per avere uno stile di vita corretto, come si diceva prima, bisogna che qualcuno ce lo insegni. E siccome la dieta mediterranea sta perdendo quota, perché c'è la pubblicità, perché per tanti motivi, perché oggi si mangia troppo spesso forse fuori di casa, e quindi si sono perse queste abitudini che bisogna in qualche modo riacquistare, e per fare questo bisogna che qualcuno ce le spieghi le cose. È chiaro che le mamme dovrebbero essere chi sono coloro che devono educare fin da piccoli i bambini? Ma addirittura si potrebbe ipotizzare di insegnare scienza dell'alimentazione ai piccolissimi. Secondo lei questo dovrebbe essere un obiettivo? Ma questo è sicuramente un grande obiettivo, e devo dire che la città di Milano in questo ha precorso un po' i tempi, perché già negli anni nel 2000 sono partiti dei progetti di educazione alimentare nelle scuole, cominciando proprio dall'asilo, e infatti ci sono costruiti qui a Milano nelle scuole degli orti che servivano, orti didattici che servivano ai bambini a prendere contatto, a prendere conoscenza e avere un rapporto culturale con i prodotti della terra, perché oggi il bambino se vede un pollo lo vede già spennato al supermercato e non sa se le carote vivono sottoterra o vengono raccolte dagli alberi. Sì, assolutamente. No, ma non so, io ricordo un episodio di un bambino che, portato a visitare una stalla, ha chiesto al fattore:
Ah, ma le mucche sono bianche, non sono blu. Si riferiva a una pubblicità in cui veniva mostrata una mucca blu, e il bambino era cresciuto con l'idea che le mucche fossero blu. Questo è un paradosso, però insomma fa parte della non cultura alimentare, certo, che oggi i bambini hanno, perché trovano tutto sul piatto, mentre se loro stabiliscono un rapporto culturale con i fagiolini e con le carote, quando li trovano sul piatto hanno curiosità, certo, allora certo. Poi gli si insegna non solo questo, ma gli si insegna l'educazione al gusto, cioè gli si fa capire che una qualsiasi verdura che loro non amano molto, ma se prendi i fagiolini e li salti in padella con la cipolla hanno un sapore, se li salti con l'aglio hanno un altro sapore, certo, se li fai bolliti con olio e limone hanno un altro sapore, e quindi c'è anche una più vasta possibilità di scegliere anche come cucinare, e allora si avvicinano di più al mangiar sano, e quindi il nostro progetto che riguarda il City Changing Diabetes è un progetto culturale che in qualche modo ha come prospettiva quella di educare il più possibile la popolazione. Per questo abbiamo bisogno dei media che ci aiutino a divulgare notizie corrette, perché purtroppo oggi sui media e su tutti questo nuovo modo di comunicare si dice tutto il contrario di tutto, per cui è anche più difficile oggi capire che per affermare che una cosa fa bene ci vuole della ricerca scientifica anche nell'alimentazione, e quindi se noi facciamo degli esperimenti e sappiamo che per esempio consumare l'olio d'oliva crudo fa bene alla salute, allora abbiamo un elemento per aiutarci a migliorare la nostra alimentazione. Quindi è un progetto culturale che serve a educare la gente, e per esempio anche per quanto riguarda l'attività fisica, oggi l'attività fisica viene fatta soltanto se piacevole e se divertente, perché nessuno ci obbliga a camminare o a muoverci o a fare sport. Certo. Lo facciamo solo se siamo in buona compagnia. È vero, tanto è vero che più tardi avremo anche Maurizio da Milano che ci parlerà dell'importanza del camminare e del movimento. Professore, vedo che le città in tutto il mondo che hanno aderito a questo programma sono Beirut, Buenos Aires, Città del Messico, Copenaghen, Giacarta, Hangzhou, Houston, Johannesburg, Koriyama, Leicester, Madrid, Milano, Merida, Pechino, Roma, Shanghai, Tianjin, Vancouver e Xiamen. Quindi è un programma molto ambizioso il vostro, vero? Esatto. E a questo programma diciamo ci sono sindaci, ministri, università, associazioni pazienti, insomma è un programma molto ambizioso, ma che coinvolge veramente molte persone, molti elementi. Milioni di persone in tutto il mondo. Ecco, sì. Per quello che riguarda appunto lei, io le rivolgo una domanda base. Quando una persona chiede l'aiuto a lei, qual è perché ha il diabete? Lei qual è la cosa principale che chiede al suo futuro paziente? Prima bisogna vedere se è un diabete di tipo 1 o di tipo 2. Il diabete di tipo 1 è geneticamente predefinito, mentre quello che è molto più diffuso, quasi il 95% dei diabetici hanno un diabete di tipo 2, che è legato appunto a cattiva alimentazione e sedentarietà,
Quindi la prima cosa da fare è cambiare lo stile di vita, e cambiare lo stile di vita lo si può fare soltanto attraverso l'educazione. È difficile oggi pensare che si possa cambiare lo stile di vita come si faceva una volta, che il medico ti diceva mangia questo alla mattina, 50 grammi di quest'altro a mezzogiorno e 40 grammi di questo alla sera. Questo è un atteggiamento impositivo che sì, dura per qualche settimana, ma poi invece bisogna approcciare il paziente da un punto di vista psicologico, capire perché lui ha questi comportamenti e fargli capire che questi si possono modificare tranquillamente senza avere problemi, anzi risolvendo dei problemi. Quindi l'approccio è un approccio diciamo di tipo interdisciplinare integrato, dove deve intervenire la psicologia, la scienza della nutrizione, deve intervenire laddove c'è bisogno la farmacologia, la terapia. Quindi è un problema complesso, ma non si può semplicisticamente risolvere con una pillola. È molto meglio affrontarlo a 360 gradi e allora la soluzione è praticamente quasi per sempre. Ecco, allora lei comincia davanti a una persona che ha obesità, diabete, eccetera, lei comincia a chiedere che stile di vita ha. Esatto. Da lì poi parte per indirizzare. Ecco, per esempio, io vedo un programma alla televisione dal Texas, dove ci sono i grandi obesi. Ma come si fa ad arrivare a pesare 300 e passa chili? Io me lo chiedo da cittadina normale, ma prima di arrivare a pesare 300 kg si pesa 80, poi si pesa 100, 150, come si fa? Ecco, l'approccio che usano in questa clinica del Texas è quella corretta, poi c'è anche la chirurgia, cioè è veramente un mondo complesso. E immagino che voi scienziati siate alla ricerca dell'optimum, e l'optimum è difficile da perseguire, vero professore? Naturalmente, però come diceva giustamente lei, il problema è che l'obesità e il diabete hanno fattori culturali, ambientali, fattori anche genetici, che tutti insieme lavorano a creare la malattia. Allora è importante prima di tutto che culturalmente l'obesità venga considerata una malattia. Oggi nella maggior parte dei casi viene considerato un problema estetico. La gente vuole dimagrire perché non si piace, non perché sa che l'obesità porta alle malattie cardiovascolari, all'ictus, ai tumori, all'infarto, eccetera. Quindi è molto importante da un punto di vista così sociale e culturale far capire che si può vivere benissimo più a lungo senza problemi, semplicemente stando attenti o avendo un minimo di attenzione a quello che si mangia. Noi mangiamo 4 volte al giorno, ma nessuno lo fa con un minimo di razionalità, cioè pensando a quello è vero, molto spesso uno si prende la prima cosa che... Allora, professore, apriamo i nostri telefoni 0266203529. Abbiamo una ascoltatrice in linea. Buongiorno. Pronto, buongiorno a lei signora Galanti, buongiorno al suo ospite. Il professor Michele Carruba. Va bene, professor Michele. Allora, volevo dirle, innanzitutto, tornando al diabete, dico, io non ho bambini, quindi non sono una che dovrebbe giudicare, però vedo e ascolto, quindi dico,
queste mamme che portano i bambini a scuola, se non quasi quasi ci entrano con la macchina nella scuola perché fare 2 passi a piedi prima non è possibile. Poi li portano a mangiare in questi posti dove ci sono tutti alimenti fritti, non fritti, purché ci sia la scatolina di cartone con dentro la sorpresina, però quella sorpresina lì non va a valutare ciò che mangiano sti bambini. Vabbè, questo è un po' lo stile di vita che purtroppo vedo in giro. Però volevo tornare al professore e chiederle invece una domanda specifica che riguarda me, diciamo. Io purtroppo sono stata operata di una DCP, quindi il professore penso che dovrebbe sapere cos'è. Io sto molto attenta nell'alimentazione perché dopo questo intervento potrei andare incontro a un diabete. Qual è il metodo migliore per provare il diabete? Al mattino, professore. Ringrazio, mi dia anche i valori, grazie. Grazie professore, a lei. Allora, anche qui bisogna ristrutturare l'alimentazione, capire per esempio che i dolci in eccesso fanno male. Oggi noi sicuramente come popolazione consumiamo troppi zuccheri semplici e questi aumentano la glicemia, e mangiamo troppi cibi che hanno un indice glicemico alto, cioè che una volta mangiati aumentano il glucosio nel sangue, e quindi dobbiamo stare attenti a queste cose, quindi avere qualcuno che ci spieghi esattamente cosa è meglio fare. Sicuramente mangiare un po' di tutto, ma in quantità ridotta, e soprattutto muoversi, fare attività fisica, perché ovviamente gli zuccheri che noi ingeriamo o li bruciamo, altrimenti ci fanno del male, e per bruciare gli zuccheri l'attività fisica è quella che ci vuole, cioè noi camminiamo e abbiamo bisogno di energia, e se consumiamo quello che introduciamo sicuramente abbiamo più probabilità di non ammalarci. Ecco, per quanto riguarda la misurazione, chiedeva? La misurazione va fatta la mattina a digiuno, quella di base, e poi ci sono altri parametri come l'emoglobina glicata che ci dà un'idea di quella che è la glicemia durante un periodo più lungo, durante una settimana, durante 10 giorni, un mese, cioè mano a mano che si accumula lo zucchero si accumula questa emoglobina glicata, e questo ci dà un parametro che dovrebbe essere, non dovrebbe mai superare il 6,5-7. Cioè, quindi i nostri rapporti con lo zucchero sono conflittuali. Professore, abbiamo una interruzione tecnica. Lei può fermarsi ancora? Il regista, lo dica al regista quanto tempo può fermarsi. Sono Giovanna. Mondoflex. Alla Mondoflex sono arrivati i saldi con sconti fino al 60%, ma non solo per reti e materassi, ma anche per divani, letti, poltrone. Non perdete tempo, chi prima arriva meglio acquista, vi aspetto. A Triviolo e a Melzo, il sabato orario continuato. Mondoflex reti e materassi. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Crema, Castelmella, Briscia e Desenzano del Garda. Per la tua pubblicità su Radio Padania Libera, scrivi a spot@radiopadania.net. Edizione straordinaria! Edizione straordinaria! No, grazie. Io voglio solo notizie populiste. Non mi fido dei soliti quotidiani, dei telegiornali ben pensanti. Via, via! Allora, devi procurarti una Radio DAB o scaricare la nuova app di Radio Padania. Da oggi l'informazione de Il Populista scorre sul monitor delle Radio DAB e sullo schermo del tuo telefonino. Datti da fare a Rufapopolo! Resta sempre collegato alla nostra informazione alternativa, libera da ogni potentato economico. Ascolta Radio Padania con la Radio DAB o dal telefonino e vedrai scorrere sul monitor le ultime notizie del quotidiano online Il Populista. Facile, no?
Eccoci di ritorno, perché si fosse messo l'ascolto in questo momento. Stiamo parlando col professor Carruba e Michele Carruba e stiamo parlando di diabete e della iniziativa Cities Changing Diabetes. Allora professore, abbiamo un secondo ascoltatore che vuole porre una domanda. Pronto? Pronto? Parli pure. Buongiorno, sono Giancarlo. Buongiorno professore. Io ho 25 anni che sono diabetico di tipo 2. Ho cominciato poco alla volta, però ho sempre camminato tanto perché ho sempre lavorato in cantieri grandi, aperti, e man mano, però ho sempre mangiato in ristoranti perché giravo l'Italia. Il problema mio è la cura del diabete. Ci sono centri che non sono capaci di niente. Io mi sono seduto davanti a una dottoressa che curava il diabete dopo avermi spostato un mese la visita. Mi sono seduto, mi ha detto che la visita doveva durare 15 minuti, non era neanche abbastanza per guardare gli esami. Mi sono incavolato, mi sono fatto dare il coso per le pillole, se no non me le danno. Tra l'altro queste pillole che mi aveva dato, ne dovevo prendere una intera per 3 volte al giorno, se la prendo intera devo mangiare un bue alla volta, no? È una vergogna la salute. Professore, purtroppo sappiamo che ci sono delle persone come lei e spiace dirlo, e ci sono anche molte persone sgradevoli o impreparate, ma secondo lei la media dei medici in questo momento sta migliorando o no? Beh, direi di sì, perché io non so dove viva la persona che ha telefonato prima, ma almeno a Milano questa cura, adesso faremo dei conti. No, se non ho capito male, il paziente si muove perché la sua attività lo porta a muovere. Ma mangia al ristorante, e il problema del mangiare al ristorante è che spesso appena arrivi, contrariamente a quella che è la tradizione della dieta mediterranea, in cui i dolci si mangiano solo la domenica o nei giorni di festa, se c'è il Natale si mangia il panettone, a Pasqua si mangia la colomba, ogni paese ha un dolce suo per il patrono del paese, e invece oggi quando mangiamo al ristorante alla fine del secondo non è che vi chiedono cosa vuole di frutta, vi chiedono cosa le porto di dessert. È vero. Allora noi stiamo mangiando troppi dolci, questo è uno dei tanti problemi. E invece io penso che oggi la terapia del diabete sia molto ben consolidata e stiamo facendo dei grossi passi da gigante. Il problema è che appunto la popolazione diabetica è tanta e quindi dobbiamo in qualche modo cercare di passare non tanto e non solo alla cura ma anche alla prevenzione, perché ovviamente curare, noi solo a Milano abbiamo 200.000 persone diabetiche ed è chiaro che poi in certi posti il medico ti dà un quarto d'ora di tempo, e in quarto d'ora di tempo non riesce a fare l'educazione alimentare. Certo, ma i miracoli non si possono fare. Ecco, quindi questo è quello che noi tenderemo a fare, cioè tenderemo a migliorare l'assistenza sanitaria non solo educando le persone, perché l'educazione poi la si fa una volta ma dovrebbe durare tutta la vita. Una volta che uno sa cosa deve fare è più facile che lo faccia, ma se non lo sa non lo farà mai. Ecco, allora forse abbiamo in linea Maurizio da Milano. Pronto? Buongiorno. Buongiorno, abbiamo sull'altra linea il professor Carruba.
Maurizio da Milano. Lo saluto caramente. Ecco, Ciao Maurizio. Ciao. Che ci stava dando, diciamo, informazioni scientifiche, e purtroppo ci deve lasciare fra poco, vero professor Caruba? Certo. Allora, grazie di aver accettato il nostro invito e stato un buon piacere. lavoro. E vi lascio in buona compagnia, perché ascoltate quello che dice Maurizio, che ha una grandissima esperienza in queste cose. Allora, caro Maurizio da Milano, non è la prima volta che intervieni a Radio Padania, scusa ti do del tu, ma è spontaneo. Allora, fra i consigli che ci ha dato il professor Caruba è quello di camminare. Tu spiegami il tuo progetto che hai già attuato, mi pare, a Roma, e che andrai ad attuare nelle altre città. In che cosa consiste? Intanto è un progetto molto, molto ampio, perché è partito coinvolgendo decine di città in una iniziativa e nella realizzazione di un'applicazione che proprio guarda a promuovere il cammino all'interno delle città e i percorsi utilizzabili dai cittadini. Per quanto riguarda invece Roma, e che sarà anche per Milano, rientra nel progetto del Cities Changing Diabetes, che è questo progetto internazionale che credo il professor Caruba abbia ben spiegato, sì. E che ha realizzato invece uno specifico passaporto di Roma, città per camminare della salute, nella quale abbiamo individuato e visionato e suggerito un numero rilevante. Sono diventati oltre 50 percorsi sulla città di Roma, per un totale di oltre 300 chilometri di strade percorribili a piedi. Questo lo ribalteremo su Milano allo stesso modo, proprio in relazione all'inserimento questo 2019 di Milano tra le grandi città metropolitane che partecipano e sono inserite nel progetto Cities Changing Diabetes. Ecco, io trovo che questo progetto è favoloso, perché si tratta di capire come camminare e dove camminare, perché camminare in Monte Napoleone non è come camminare in un parco, vero? Certamente. E più di un olimpionico celebre come Maurizio da Milano, c'è qualcuno che ha voce in capitolo, sei proprio tu. Allora, si tratta di individuare dei cammini, dei camminamenti, e così si può andare anche tutta la famiglia, no? Certamente, questo è un po' lo spirito del progetto. Intanto poter stimolare le persone e promuovere quelle che sono opportunità per muoversi anche all'interno della città. Certamente è differente camminare in Monte Napoleone piuttosto che al Parco Sempione, o piuttosto che all'interno di altri luoghi naturalistici o più dedicati proprio all'esercizio del movimento, di correre o camminare, no? In questo caso camminare. Però l'idea è proprio quella di smuovere il concetto quanto sia importante alzarsi dal sofà e fare movimento, e questo lo si può fare anche all'interno della città, andando a riscoprire aree, territori all'interno della città stessa, dove è possibile farlo nel modo anche corretto, nel modo anche giusto. E poi naturalmente un altro punto di estrema importanza è che questo progetto vuole dare l'idea a tutti di come anche sotto la propria casa sia possibile trovare le occasioni per muoversi. Ecco, ma naturalmente camminiamo tutti con gioia, però è chiaro che bisogna adattare anche alla propria anagrafe, diciamo. Allora tu cosa consigli? Un giovane di 20 anni non ha bisogno, ma ha passato, diciamo, una certa età, si può camminare, diciamo, per quanto tempo e in che modo, con che passo?
Ma allora, intanto il concetto è camminare bene per stare bene, quindi impariamo anche a camminare correttamente, cammino a passo svelto, cammino a passo veloce, utilizzando una buona biomeccanica del cammino. Questo non significa che si debba ricercare una performance particolare, ma significa che bisogna utilizzare al meglio l'esercizio, perché questo dia anche i frutti desiderati, e quindi una camminata deve essere decisa, deve essere intensa. L'età è un limite relativo, nel senso che l'età è correlata sicuramente anche al tipo di intensità che riusciamo ad ottenere, ma molto anche all'abitudine di camminatori che ci siamo costruiti nella vita. Per cui, come spesso dicono anche i professori, il professor Caruba è uno di questi che sostiene anche queste tesi. Non è detto che sia in miglior condizione fisica un 70enne abituato a fare esercizio fisico rispetto a un 40enne che è sedentario, e questo già ci dice come sia importante nell'arco della nostra vita imparare a eseguire, ad ottenere, a fare degli stili di vita adeguati. Certo. Allora, il tuo lavoro sarà impegnativo nelle prossime certamente, ma siamo già avanti, abbiamo già individuato oltre una trentina di percorsi sull'area metropolitana della città, sia Milano città che area metropolitana, e contiamo di raggiungere anche su Milano quei risultati importanti che sono stati raggiunti su Roma. Però vorrei che fosse anche chiaro una cosa: non è una sfida tra città questa è una sfida per portare consapevolezza nei confronti dei cittadini di quanto importante sia per sconfiggere il diabete come altre malattie croniche non trasmissibili l'esercizio fisico, l'utilizzo dell'esercizio fisico, naturalmente unitamente anche all'alimentazione corretta, quelle che sono delle condizioni che creano questi presupposti. Ecco, che cosa auguri quindi? Il professor Caruba ha sottolineato una cosa: non portate i vostri figli a scuola, ma camminate assieme al vostro figlio e insegnate ai vostri figli appunto a camminare e non a essere depositati. Sei d'accordo con il professore? Sono assolutamente d'accordo. Questo è un principio sul quale non si deve derogare. L'abitudine nasce da giovani, l'abitudine nasce quando impariamo a utilizzare le nostre gambe per muoverci all'interno della città. Fin da piccoli è il movimento, diciamo, l'attività a casa scuola è sicuramente un presupposto importante. Io lancerei ulteriormente un'altra cosa: i genitori camminino coi figli, ma speriamo anche che l'educazione, la cultura che si va a integrare nei giovani possa far sì che siano i giovani anche a far camminare i genitori. Ecco, addirittura, cioè reciprocità. Certamente, perché questo è successo già in altri campi dell'innovazione, e credo che possa rappresentare anche un punto importante in questo settore, che io direi a volte definiamo innovazione, ma che in fondo è soprattutto ritornare alle vecchie abitudini. Bene, grazie al nostro olimpionico che hai dato diciamo lustro all'Italia, e che non ti sei ritirato quando le Olimpiadi erano lontane, ma hai continuato a dare l'ottimo esempio. Grazie per il lustro che hai dato all'Italia e grazie per i consigli. Grazie Maurizio da Milano, grazie di aver accettato il nostro invito, e ascoltiamo i consigli dei nostri due ospiti, il professor Caruba e il nostro Maurizio da Milano. Grazie. Grazie a voi. Arrivederci. Avete ascoltato Sani nel terzo millennio.